Una volta tanto quasi in perfetto orario. Quindi benvenuti a questa conferenza organizzata da Dialoghi Europei. Io sono Pierluigi Savatti del Circolo della Stampa e devo dire la verità che la collaborazione tra Circolo della Stampa e Dialoghi Europei va benissimo, soprattutto per noi perché abbiamo veramente delle magnifiche occasioni di incontro tra l'altro su un tema che più di giornata non potrebbe essere, cioè l'Europa che si sta avvicinando alle elezioni, l'Europa che è travagliata da una guerra, un'altra guerra grave e non lontano appunto dal nostro continente, e quindi Ultime dal caos, titolo perfetto, è tuo Giorgio, l'Ultime dal caos, il titolo, immaginavo, guerra chiama guerra. In effetti ecco, questo è un po' un dilemma che ci si pone, cioè come andiamo avanti, ecco, che cosa ci armiamo come propone Macron, oppure cerchiamo la pace a tutti i costi. Insomma, ci sono tantissime domande e oggi a parlare qui da noi avremo il professor Stefano Silvestri, già presidente, ora consigliere scientifico dello IAL. Buonasera professor Silvestri, che è collegato con noi da remoto. Poi il professor Guglielmo Cevolin, che è in mezzo, vicino della Università di Udine e di istituzioni di diritto pubblico, coordinatore dell'Imes Club di Pordenone, Udine e Venezia. All'estremo limite di questo tavolo il professor Federico Donelli, docente dell'Università di Trieste in relazioni internazionali. In mezzo, qui accanto, il Giorgio Rossetti, presidente onorario di Dialoghi Europei, che modererà l'incontro, e qui accanto a me Sergio Persoglia, che ringrazio perché se abbiamo il collegamento è grazie a lui, perché se fosse stato per me staremmo ancora qua ad aspettare. Grazie quindi a voi, do la parola subito a Giorgio Rossetti per l'introduzione, grazie a voi per essere intervenuti così puntuali e così numerosi. Grazie. Grazie Pierluigi. Evidentemente il rapporto col Circolo della Stampa funziona molto bene, vi ringrazio. Sostituisco il presidente Giorgio Penini, che oggi è impegnato a Bruxelles, credo per un evento culturale importante di cui si è parlato ha scritto stamattina il quotidiano locale. Grazie dunque al Circolo della Stampa, grazie ai tre relatori che sono stati già presentati. Io vorrei soltanto non introdurre il tema perché in qualche misura l'abbiamo già anticipato con quelle poche righe di accompagnamento dell'invito, ma quanto dire che noi vogliamo cerchiamo di dare un contributo al dibattito che è in corso in vista dell'8-9 giugno. Sia ben chiaro, non è un contributo che vogliamo dare a una forza politica o un'altra, assolutamente no, però vogliamo dare un contributo ad una causa, che è quella dell'integrazione europea, dell'avanzamento del processo di integrazione europea, perché questo sì, fa parte della nostra scelta fin da quando abbiamo fondato questa associazione. E qua ci sono soci fondatori. A proposito, alla mia destra non c'è soltanto un operatore, è il vice segretario presidente di Dialoghi Europei. Quale contributo vogliamo dare? Il contributo che vogliamo dare in questo mese, poco riusciremo a fare, è quello di cercare di far capire qual è il contesto, lo scenario in cui interviene questo avvenimento che si chiama le elezioni europee. Perché l'impressione che abbiamo è che ci sia un sostanziale ripiegamento sul locale o sul nazionale delle politiche, del dibattito politico, e poi alla fine ci si appiccica uno slogan sull'Unione Europea e là si chiude tutto quanto, ma con le stesse parole d'ordine di 5 anni fa. In questi 5 anni il mondo è cambiato e noi dobbiamo tenere conto di questo. Ed è cambiato in maniera preoccupante, perché
Sì, è un mondo che sta attraversando da tempo una fase di crescente instabilità delle relazioni internazionali. Tutti i vecchi equilibri che noi eravamo abituati a conoscere sono un po' venuti meno. Nuove potenze cercano di aggregarsi e di contendere una parte del potere a quelle che già esistono. In buona sostanza c'è chi dice che il mondo non è più bipolare, qualcuno dice che il mondo è tripolare, uno di questi è Paul Kennedy, io lo cito sempre quando posso perché Paul Kennedy è lo storico economista che esattamente nell'87 scrisse un libro, se ricordo bene il titolo era Il declino e crescita e declino delle grandi potenze, nel quale prevedeva nell'87 il crollo dell'Unione Sovietica, che avvenne 4 anni dopo, e la nascita di una nuova potenza che si chiamava Cina, che allora in quel momento nessuno considerava. In questo momento, intervistato da una rivista del Corriere della Sera, ha spiegato che sta studiando con un gruppo di suoi collaboratori, lui lavora all'università, in un'università importante americana, quali sono le prospettive adesso, e lui dice il mondo tripolare. E qualcuno dice che il mondo sarà anche multipolare, oppure non sarà affatto polare, non polare addirittura si dice. Qualcuno ha l'Istituto Affari Internazionali, qui abbiamo uno che ne è stato presidente per 12 anni, fa piacere salutare in particolare Stefano Silvestri, che è un amico diventato di Trieste, perché l'abbiamo invitato più volte e ha sempre dato un contributo ai lavori di questa nostra associazione. Però ho detto tanto di questa instabilità, di questo sud del mondo che si riaffaccia e tende a presentare il conto all'Occidente, non tanto del colonialismo, ma quanto dei valori di oggi, cioè quanto della supremazia del dollaro, quanto di certi valori e principi che noi come Occidente abbiamo elaborato, noi europei in particolare, abbiamo elaborato nel corso dei secoli, che abbiamo pensato fossero universali, ma che questi non pensano siano universali. Quando dico principi e valori dico evidentemente la democrazia liberale, lo Stato di diritto, i diritti delle minoranze, il welfare. Ci sono paesi che contestano questi valori e speriamo che, visto che hanno anche una forza economica non indifferente, non c'è in grado di affermarla con la forza di altri valori che pensano. Questo per dire lo scenario generale. In questo scenario l'Europa che fa? Praticamente in questo periodo qua è stata silente e inerte, è andata bene tutto per il periodo della pandemia, per quel che è riguardato il primo periodo dell'approvvigionamento energetico, ha fatto la sua parte per quel che riguardava nella prima fase il sostegno all'Ucraina, poi è sparita. Poi è sparita e questo, sparita nel senso che è rimasta silente e questo l'ha fatta perdere di considerazione come interlocutore internazionale. Quindi l'8-9 giugno diventa un po' una tappa di un bivio in cui o si risale la china, si torna ad essere una potenza che ha un ruolo internazionale, oppure si corre il rischio dell'irrilevanza, del declino e dell'irrilevanza. Ecco, allora noi cosa abbiamo fatto? Segnalo in particolare che di fronte a questa situazione c'è stato chi, in particolare due italiani, Letta e Draghi, che sono stati incaricati dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, di elaborare dei documenti, uno dei quali è stato reso noto, quello di Letta, un documento di 150 pagine su quale mercato interno, dopo che le 4 libertà sono state affermate, e Letta in questo documento dice occorre una quinta libertà e spiega perché e come. E poi c'è stato un importante intervento di Draghi, che presenterà il suo documento dopo giugno,
su per quel che riguarderà la competitività, ma molto importante perché conta non entriamo nel merito di quello che ha detto in questa conferenza, almeno per quel che mi riguarda, i relatori sono liberi di fare quello che vogliono naturalmente, quanto il fatto che lui ha ammonito l'attenzione. Dobbiamo ricordarci che il disordine globale contemporaneo è minacciato non solo dalla competizione geopolitica, che assume senso, ma dall'erosione interna delle democrazie, per emergere dell'estrema destra minacciosa. Questa è la partita in gioco e per questo non c'è tempo da perdere. La, dice Draghi, trasformazione va iniziata subito e se c'è chi resiste bisogna procedere con un sottoinsieme di Stati membri perché il domani è ora. A me paiono che siano affermazioni importanti con cui dobbiamo fare i compiti. Poi sul documento si evidenzia che delle affermazioni di Draghi sono certo che ci sarà dibattito, anche in Italia forse sarà chi non è totalmente d'accordo, però l'importante è che ci sia intanto la presa d'atto di una situazione in cui ora bisogna prendere le decisioni. Non entro nel merito di uno degli ostacoli che ha impedito un ruolo dell'Unione Europea in questo periodo. L'ostacolo principale che ha reso silente e inerte, come ho detto prima, è stato fondamentalmente il voto all'unanimità richiesto per materie fondamentali. Quando su politica estera, politica di sicurezza e difesa e fiscalità si richiede in Consiglio il voto all'unanimità, è chiaro che non si darà mai niente, perché su 27 che siamo ci sarà sempre uno che dice no. Lasciatemi fare un inciso, esattamente 40 anni fa e 3 mesi fa di quest'epoca, il Parlamento Europeo approvava uno schema di riforma delle istituzioni che recava la firma di Spinelli, ma attenzione, Spinelli aveva diretto a un gruppo di lavoro che ha consentito la convergenza all'atto del voto in Parlamento europeo di uno schieramento che andava dai conservatori inglesi ai comunisti italiani, passando per i liberali, i liberal, per i popolari europei, i socialisti, quindi un'ampia maggioranza. Poi come sempre fu il Consiglio, cioè furono i governi a non voler perdere il loro potere e dire di no e fare altro, ma in quel progetto quello che si diceva è che il Consiglio europeo non doveva più votare un'unanimità, doveva votare a maggioranza qualificata, anche sulle questioni delicate come quelle di cui stiamo parlando, politica estera, sicurezza e fiscalità. Ecco, questo per... Concludo. Allora, che cosa ci siamo riproposti nei dialoghi europei? È stata una bella discussione. Ci siamo riproposti di fare 2 filoni di, non di ricerca, di conferenze, di cui oggi ne facciamo la prima. Una è la filiera del disordine, cioè l'abbiamo intitolata così. Poi cosa vuol dire? Le ragioni del caos che ci sono in questo momento, del perché intervengono gli UFO che tagliano i collegamenti e soprattutto il rapporto con la canale di Suez, o perché dietro c'è l'Iran. Ecco, capire cosa c'è, chi sta con chi e perché sta con chi. Ecco, questa sarà la prima filone di conferenze che faremo, di cui oggi la prima. L'altro filone riguarderà l'Europa che ci vuole. E cominceremo già in questo mese con una riunione in cui si parlerà di questo. In mezzo, e poi qui concludo, cioè la prossima settimana avverto che ci sarà un incontro in questo circolo su un personaggio che forse a qualcuno dirà poco in questo momento. Si chiama Eugenio Colorni, è uno dei 3 che ha scritto il manifesto. C'è un piccolo particolare. È stato facciato il 28 maggio, per questo lo facciamo, il 28 maggio del 44, 6 giorni prima della liberazione di Roma. C'era una banda a Roma famosa e morì 2 giorni dopo. Bene, Colorni è stato per 5 anni abbondanti a Trieste. A Trieste si è sposato con Ursula Hirschman,
che poi è diventata la moglie di Spinelli, e lui è stato quello che ha portato fuori da Ventotene il manifesto, perché era talmente riconosciuto per la sua cultura che Giovanni Gentile, ministro, lo trasferì da Ventotene a Menfi dicendo che la testa non può stare isolata. Lui, riconoscente, andò a Menfi, fuggì e si mise nella resistenza, diventò partigiano e iscritto al Partito Socialista. Lo ricorderemo perché a Trieste non è passato inutilmente o invano. A Trieste, qui ci sono persone che possono ricordare questi nomi, lui entrò in contatto e fu amico di Saba, di 48 Gambini, di Bruno Pinkerle e di Eugenio Curia. Ma a Trieste pochi lo sanno. Allora dedicheremo la riunione della prossima settimana proprio a questo personaggio. Vi ringrazio e adesso do subito la parola, scusate per la lunghezza, a Stefano Silvestri. Grazie carissimo. Mi pare di capire che devo fare il sacerdote del caos in questa mia introduzione e cercherò di farlo così a meglio. Che cosa abbiamo di fronte in questo momento che ci rende le cose così complicate? Non pratica una serie di contemporanea mutamenti, di rivoluzioni, chiamiamoli come vogliamo. C'è certamente in atto una rivoluzione tecnologica e le rivoluzioni tecnologiche, come sappiamo, hanno un impatto grossissimo sull'economia, sulla forma del lavoro, sulla società e sulla guerra naturalmente, e sulle forme di governo. Alla fine una rivoluzione tecnologica comporta un mutamento epocale in genere. E questo è in corso, ma ancora non sappiamo bene che cosa ci darà. Abbiamo la crescita dovuta alla crescita economica, politica e militare di nuovi centri di potere internazionale. Uno globale, la Cina, molti altri regionali dalla Turchia all'Iran, alla Corea del Sud, al Vietnam, all'Indonesia e via cantando, al Sudafrica, al Brasile e così via. Tutti paesi che oggi hanno una capacità, se non di creare un loro sistema di sicurezza, però di bloccare decisioni altrui, di interferire con le capacità del sistema internazionale di agire sui conflitti, sulle crisi, sulle evoluzioni locali. Terzo punto, abbiamo un altissimo livello di integrazione tra le persone, di integrazione nel commercio, nella finanza, nelle produzioni, nelle catene produttive, nell'informazione. Quindi in pratica c'è quella che abbiamo chiamato una globalizzazione che ha un lato positivo e un lato negativo. Uno, consente una grande flessibilità. Guardate come si è riadattata subito il sistema al blocco del petrolio russo per l'Europa. Immediatamente tutto quanto è stato riorientato. Il petrolio russo se n'è andato in Cina e in India e noi abbiamo preso quello americano, il gas americano e altre cose di questo genere. Nello stesso tempo però, oltre alla flessibilità, c'è un alto livello di contagio. Questo l'abbiamo sperimentato con il Covid, ma il contagio significa anche il contagio dei conflitti, il contagio delle crisi. Cioè noi subiamo l'effetto di crisi lontane. Il caso tipico è quello che ha citato anche lo stesso degli sviluppi nel Mar Rosso. C'è una crisi a Gaza, c'è un'azione anti-israeliana
fomentata dall'Iran da parte delle milizie Houthi dello Yemen, e questo blocca il commercio, la libera navigazione attraverso il Mar Rosso e quindi ostacola il commercio internazionale e crea grossi danni economici. Bene, abbiamo in tutto questo quindi anche il problema di molte guerre in atto, per lo più guerre civili, ma non solo guerre civili, guerre anche di conquista. Non è solo la Russia che cerca di conquistare l'Ucraina, abbiamo anche ambizioni di espansione, per esempio della Turchia, sopra territori in Siria e in Iraq, abbiamo ambizioni in Sudan ancora, dal sud e il nord, abbiamo ambizioni nel Sahel, abbiamo una serie di problemi e di conflitti che non sono necessariamente globali, ma che si intersecano tra loro e in cui c'è una presenza di attori più importanti che hanno una maggiore capacità globale. Sono anni che la Cina, la Russia per esempio, cercano di costruire una loro rete di influenza in Africa e in Medio Oriente e in America Latina, e adesso ce l'hanno e cominciano a fare cose che un tempo facevano soltanto gli europei e gli americani, e questo complica ampiamente ovviamente il quadro internazionale, lo rende più complicato. Perché non abbiamo, tutto questo non si trasforma in una guerra globale? Ma perché fortunatamente la dissuasione della deterrenza nucleare regge e blocca l'avventurismo di chi tutto sommato continua fortunatamente ad avere paura della situazione globale. Però anche qui purtroppo l'avvelenarsi progressivo del dibattito politico internazionale ha fatto sì che siano lentamente scomparsi o siano stati denunciati e abbandonati tutti gli accordi del cosiddetto controllo degli armamenti. Ora, il controllo degli armamenti, importante soprattutto in campo nucleare, non ha nulla a che fare con il disastro, è sostanzialmente la sintassi della dissuasione, è sostanzialmente il modo in cui le varie potenze nucleari, le grandi potenze nucleari, parlano tra loro, si capiscono, costruiscono una fiducia reciproca, evitano gli errori e evitano quindi alla fine l'escalation. La progressiva scomparsa di tutti questi trattati, a parte per colpa di alcune amministrazioni americane, soprattutto quelle repubblicane, devo dire, in parte per colpa della Russia, sta creando una dissuasione, una deterrenza, essenziale, ridotta all'osso, bruta, se vogliamo, e quindi come tale più fragile, più aperta a errori, a incomprensioni, a quello che viene chiamato nel gergo misperception tra gli avversari, e che possono portare a gravi situazioni. Non solo, la proliferazione nucleare, ci sono rischi forti di proliferazione nucleare che riprendono, dovuti soprattutto al fatto che la Russia, attaccando l'Ucraina dopo aver firmato un trattato che escludeva questo proprio perché l'Ucraina aveva acceduto, quando si era dissolta l'Unione Sovietica, aveva aderito a restituire alla Russia o a dare alla Russia le armi nucleari in suo possesso che restavano quindi sul suo territorio, di cui si sarebbe voluto impadronire. L'Ucraina cioè aveva rinunciato allo status nucleare in cambio di una formale garanzia di sicurezza da parte di vari paesi, tra cui la Russia.
la Russia ha ignorato, ha stracciato, ha fatto carta straccia di questo trattato. E questo non può non avere conseguenze a livello internazionale, perché se è così, se si fa carta straccia dei trattati, poi allora l'unica sicurezza sembra essere quella di avere la capacità di farti molto male, quindi di avere l'arma nucleare. E quindi il rischio di proliferazione aumenta. Il problema del rischio della proliferazione non è soltanto l'atto che si complica il quadro, è che potrebbero nascere dei conflitti locali. Immaginate un conflitto nucleare in Medio Oriente tra Iran, Israele o Arabia Saudita, quante l'esplosione di una sola bomba o un paio di bombe basta, che non coinvolge necessariamente tutto il resto del mondo. Che cosa ha come conseguenza? La rottura del tabù nucleare. Da allora in poi, subito dopo, diventerà molto più facile usare l'arma nucleare e avremo quindi delle conseguenze negative molto, molto forti. Non parliamo soltanto di questioni nucleari, il sistema internazionale ha anche questioni gravi a livello commerciale. Per esempio, sarà ancora possibile salvare l'Organizzazione del Commercio Mondiale, renderla efficacemente efficace in questo periodo? Sta scomparendo sotto i colpi del conflitto tra Stati Uniti e Cina. Il rischio è che noi ci troviamo di fronte al tentativo di costruire dei sistemi protezionisti contrapposti che cercano di spaccare il sistema globalizzato, le catene del valore e tutto, ma non riusciranno a fare questo perché queste catene del valore sono molto forti e molto intense, c'è una forza delle regole economiche, ma questo significa, se non ci riusciranno, che un paese cercherà di prendere la prevalenza sull'altro. Cioè, se non riusciranno a vincere la guerra economica, il rischio è che passino a un altro livello di guerra. Abbiamo, come accennavo all'inizio, il problema della rivoluzione. Quali saranno le conseguenze della rivoluzione tecnologica, dell'innovazione? Non lo abbiamo ancora capito bene, abbiamo alcuni nuovi domini in cui stiamo agendo massicciamente, nello spazio, nel cyber, ma questi domini sono in piccola parte pubblici, in grande parte privati, e non sappiamo bene chi fa chi e chi ha il controllo di che cosa. Ci sono grandi società, per esempio nel campo della cyber, ma ormai anche nel campo dello spazio, che fanno più cose di quanto non ne facciano i singoli stati, le singole potenze, che hanno un maggior controllo su queste tecnologie di quanto non abbiano i poteri pubblici. E queste hanno una loro politica, hanno una loro capacità di gioco, ma soprattutto rendono molto difficile quello a cui ambisce, per esempio, la legislazione che sta cercando di mettere in funzione l'Unione Europea, cioè un certo controllo delle conseguenze, degli effetti, delle applicazioni delle nuove tecnologie. Se non abbiamo questa capacità, è anche perché non conosciamo bene neanche le conseguenze di queste nuove tecnologie. Per esempio la cosiddetta intelligenza artificiale, ne sappiamo pochissimo. Sappiamo che si sta sviluppando a grande velocità, sappiamo che esistono diversi tipi di algoritmi, sappiamo che esistono diversi tipi di apprendimento, sappiamo che il sistema di apprendimento dell'intelligenza artificiale continua a crescere mano a mano che interloquisce con altri sistemi o con altre situazioni. Sostanzialmente non abbiamo un vero controllo. Un recente studio fatto da un gruppo di università americane, pubblicato 10 giorni fa dalla Cornell University, analizza gli algoritmi usati dal Pentagono nelle sue esercitazioni con l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi d'arma. Una delle conseguenze, uno degli effetti
che escono fuori da questa analisi è che l'intelligenza artificiale è più avventurista che diciamo che prudente. Perché? Cioè è scalatoria, tende a escalation. Probabilmente perché l'intelligenza artificiale ha assorbito tutta una serie di lezioni, di informazioni, di letteratura strategica che è centrata logicamente su un punto principale, che è quello di conseguire la vittoria. Quindi l'intelligenza artificiale fedelmente applica le sue lezioni per conseguire la vittoria. Ora, conseguire la vittoria in determinate situazioni può essere controproducente, non tanto conseguire, puntare a conseguire la vittoria, può essere controproducente perché porta a prendere rischi che in realtà sono inaccettabili. A volte potrebbe essere meglio puntare a una de-escalation che a una escalation. E questo è valido non solo a livello massimo strategico, ma anche a livelli intermedi. L'intelligenza artificiale è uno strumento statistico raffinatissimo che va avanti sulla base di quello che ci metti dentro. E quello che ci metti dentro ti ripropone in un certo senso, no? Ti ripropone ma vediamo anche altre cose. È quello che è uscito fuori dall'uso dell'intelligenza artificiale da parte dell'esercito israeliano a Gaza, quello che è uscito fuori per una cosa, non so se sia più o meno vero, ma è plausibile, cioè che l'esercito israeliano ha usato l'intelligenza artificiale per individuare gli obiettivi da colpire nella città, in un ambiente urbano come quello di Gaza, dove è molto difficile individuare gli obiettivi, facendo di usare sia il riconoscimento facciale sia altri elementi che sono possibili da inserire all'interno del sistema. Naturalmente, quando si fa una cosa di questo genere, se l'obiettivo era quello di uccidere quanti più terroristi possibili, che suppongo fosse l'obiettivo dell'esercito israeliano, non si è molto precisi, non si è molto restrittivi nell'individuazione degli obiettivi, si tende a essere abbastanza di manica larga. Tu individuami tutti i potenziali obiettivi, poi io scelgo quali. Però siamo in una situazione di guerra, l'obiettivo è il movimento, l'ufficiale che deve scegliere gli obiettivi, e questo sembra che quello che sia accaduto in vari casi, ha mezzo minuto per decidere se lascia andare quella macchina o lascia perdere quell'obiettivo oppure lo colpisce perché l'obiettivo è incerto. Che cosa fa? Molto probabilmente tende a colpirlo comunque, secondo la vecchia logica della crociata contro i catari, tuer les tous, Dio répondra les siens. È una situazione naturalmente molto difficile, ma significa che anche il controllo umano è una maniera di dire, ma non è in realtà un vero controllo in una situazione di più urgenza, a meno che la persona che ha questo controllo è una persona con una grandissima capacità di equilibrio, e non è questo che possiamo richiedere a tutti quanti gli ufficiali che sono impegnati in una guerra. Che cosa si può fare in questa situazione? Ma è molto difficile da dire. Purtroppo quello che è avvenuto è che l'attacco russo all'Ucraina ha contribuito a radicalizzare o comunque a delimitare molto anche la posizione cinese, perché noi avremo bisogno della cooperazione della Cina su molti aspetti. Perché è un nostro partner commerciale ed economico molto importante, anche produttivo molto importante, e perché è parte di quel sud del mondo con cui dobbiamo stabilire un nuovo equilibrio internazionale. È parte di quel sud del mondo molto di più di quanto non lo sia la Russia, che non lo è affatto, anche se fa parte dei BRICS.
Purtroppo però Xi Jinping ha visto in questa operazione di Putin, in questa guerra di Putin, una opportunità per distrarre tutta una serie di risorse che l'Occidente avrebbe, o gli americani avrebbero potuto concentrare in Asia verso l'Europa. E quindi è tutto sommato la stessa cosa, lo stesso atteggiamento sta assumendo il Medio Oriente. Xi Jinping si tiene un passo indietro perché ha l'impressione che le cose vadano bene per lui, che l'Occidente abbia sempre più difficoltà ad affrontare tutte queste crisi che deve comunque affrontare, e questo in un certo senso lo distrae dall'obiettivo dalla competizione con la Cina. In realtà non è così, in realtà quello che avverrà, che sta già avvenendo, è che il governo americano diventerà più brusca, cioè avendo meno risorse da dedicare a una gestione dei problemi con la Cina, tenderà a diventare più ultimativa nei suoi rapporti con la Cina. Lo vediamo già nelle posizioni che sta assumendo Biden, che pure è una persona moderata, e potrebbe, se cambiasse il presidente, le cose potrebbero andare facilmente anche molto veloci. Io quindi credo che Xi Jinping, portato dalle tradizioni nazionali, faccia un errore, però ho l'impressione che quello che è successo è proprio questo: abbiamo radicalizzato la Cina, e questo rende la situazione più difficile da gestire, anche perché l'equilibrio tripolare Cina, Russia, Stati Uniti è molto difficile, quindi la tendenza è molto difficile da organizzare, molto più difficile dell'equilibrio bipolare, e quindi la tendenza a semplificare e a dire Cina, Russia da una parte, Stati Uniti dall'altra, è forte sia da una parte sia dall'altra. In tutto questo l'Europa è un attore importante. Io non parlerò adesso di quello che l'Europa potrebbe fare o non fare, vorrei solo terminare con una battuta. Tutto bene, l'Europa può fare molte cose, altre non le può fare, ma le può fare molte cose. Deve avere non solo un migliore sistema decisionale, deve soprattutto decidersi a dedicare a questi obiettivi molte risorse che finora non ha potuto mobilitare. Grazie. Grazie Stefano. Avevi anticipato l'eventualità di approfondire questa parte finale sulla sicurezza, sulla difesa. Vuol dire che la riprendiamo dopo questo argomento, perché mi pare importante. Darei la parola a questo punto, no? Molto interessante, voglio dire, quello che hai detto mi pare di grande interesse, perché ho l'impressione che ciascuno si stia muovendo un po' per conto proprio in questa fase qua. Gli Stati Uniti da una parte stanno decidendo, per esempio, la tassazione sulle automobili cinesi del 100%, ma noi italiani intanto mandiamo la delegazione a negoziare la possibilità che vengano costruite le automobili cinesi in Italia. Questo lo vediamo nel corso del dibattito. Sì, Guglielmo ci vuole. Sì, scambiate, vediamo. Grazie all'amico Rossetti che mi ha ceduto il posto per vedere se... Beh, intanto devo salutare Silvestri, e devo dire che parlare dopo Silvestri è difficile, perché simpaticamente si è definito, ha detto che il suo ruolo doveva essere quello di essere sacerdote delle relazioni internazionali, ed è anche ha fatto da studioso autorevole e con grande esperienza, anche ha dimostrato o ha tentato comunque anche
di estrinsecare delle sue capacità di previsione, e quindi è un gigante delle relazioni internazionali. Io sono allievo del professor De Vergottini dell'Università di Bologna, studio quindi gli stati soprattutto, quindi in una prospettiva diciamo più modesta, però nella situazione di un po' crisi diciamo dell'ordine internazionale, crisi delle Nazioni Unite e crisi dei soggetti anche sovranazionali come l'Unione Europea, che è in crisi. Prima Rossetti ha detto che rischiamo di essere irrilevanti. Ecco. Allora vediamo se riesco a condividere lo schermo, anche se questo è Zoom e io non lo uso Zoom. Vediamo schermo, andiamo. C'è l'icona sotto. Lavagna, no, devo andare su sotto. Vediamo. Eccolo qua, sì, un buon suggerimento, eccolo qua. E ora facciamo così e ecco qua. E dovremmo esserci. Quindi un primo contesto che è stato richiamato da Rossetti e anche però da Silvestri è le guerre, le crisi internazionali che sono diventate guerre, e su questo c'è come attualità, anche perché abbiamo avuto la settimana scorsa Lucio Caracciolo con il Festival di Limes a Genova e con il Cina Lontano a Udine come storia. Abbiamo fatto la quinta lezione del 28° corso di geopolitica, abbiamo presentato e discusso invece il numero precedente, cioè Mal d'America, però ecco, il numero attualmente in edicola si chiama sempre in modo caracciolesco Fine della guerra. Uno potrebbe dire, che bello, fine della guerra, forse la pace, no? Ma non è così. Il titolo caracciolesco perché sono conflitti infiniti, perché senza scopo, cioè l'Occidente fa guerre senza fine, cioè non ha guerre senza scopo, sono la malattia, conflitti infiniti perché senza scopo, nel senso che non hanno l'end state, cioè già il numero precedente, quello Mal d'America, aveva la prima sezione dedicata all'assenza di strategia da parte degli Stati Uniti, l'incapacità di pensiero strategico da parte degli Stati Uniti. Ovviamente sono nozioni accentuate, molto accentuate, che hanno dei titoli, però qualcosa di vero c'è, perché vuol dire il fatto che non si pensa più l'end state o non si è più in grado di fare l'end state. Basta pensare solo alla fuga dall'Afghanistan. La fuga dall'Afghanistan è stato un disastro per l'Occidente dal punto di vista di quello che hanno pensato gli stati in via di sviluppo, i paesi del terzo mondo, chiamateli come volete. Perché? Perché l'Occidente per 20 anni ha detto, per esempio, alle donne: studiate, noi vi proteggiamo, diritti umani e studio, fuga dall'Afghanistan, burqa e niente scuola. Ovviamente anche queste affermazioni sono tutte con l'accetta, perché il niente scuola, per esempio Alberto Negri per esempio dice, attenzione che non ce l'hanno neanche i bambini maschi lì, quindi cioè non è proprio tutto così, come anche la crisi del numero uno. Richiamo un altro libro della scuderia di Limes che è appena uscito, Fabrizio Maronta, che anche lui abbiamo avuto a Udine, un libro intitolato Deglobalizzazione, la crisi del numero uno ci lascia il mondo senza centro. Però è un lento declino degli Stati Uniti, pensiamo soprattutto dal punto di vista militare. Io mi fermo al 2019, direi 2017-2019, con Fabio Mini, che contando, poi ovviamente c'è stato uno sviluppo in
questo senso, ma che facendo l'analisi della capacità militare degli Stati Uniti ha detto: guardate che è ancora 10 volte più potente della Cina e 10 volte più potente della Russia dal punto di vista militare. Quindi attenzione, ovviamente facendo l'ambito nucleare, l'ambito diciamo della potenza navale, del portaerei e tutto, contando tutte le cose. Quindi un lento declino, sono tutte cose in prospettiva. Per quello ha ragione il sacerdote delle relazioni internazionali Silvestri, che ci ha attenuato un po' queste tendenze che un po' così terroristicamente sto presentando. Però ecco, una prospettiva, quella della deglobalizzazione, è una prospettiva che anche a volte viene criticata ad alzo zero dai difensori o tifosi dell'ambito liberale, ma qualche elemento di concreto c'è. Per esempio, l'Organizzazione Mondiale del Commercio nel settembre del 2023 ha pubblicato un rapporto sulla necessità di riglobalizzazione per assicurare la catena di rifornimento di merci per gli stati nonostante le continue crisi geopolitiche. Cosa dice questo rapporto? È vero quello che dice Silvestri, cioè che il mondo ha dimostrato una grande capacità di riorganizzazione, per esempio dell'ambito energetico, e cioè abbiamo detto Europa per esempio non vogliamo più il gas e il petrolio russo, anche se un po' di gas comunque continua ad arrivare ed è sempre russo attraverso altre pipeline, e poi è vero che prendiamo il petrolio anche dagli Stati Uniti e quindi abbiamo delle altre forme di rifornimento, che il petrolio per esempio russo è andato in Cina, è andato in India a minor prezzo, tra l'altro con dei cambiamenti, quindi c'è una capacità, ma c'è una capacità anche incredibile, io aggiungo, dei mercati finanziari. Io sono uno studioso di diritto dei mercati finanziari, ma pensate, di fronte a queste crisi come la pandemia, come la crisi economica successiva alla pandemia, come la crisi energetica successiva alla guerra in Ucraina, e quindi anche a una previsione dell'aumento stratosferico in teoria del prezzo del petrolio ci sarebbe dovuto essere, no? Di fronte a questa crisi. Invece il sistema dei mercati finanziari ormai si è abituato, cioè ha capito che da qui in poi potrà succedere il peggio, cioè la cosa peggiore, e quindi, come dire, reagisce in maniera moderata rispetto a quello che ci saremmo aspettati qualche anno fa, quindi una capacità inaspettate di resilienza dei mercati finanziari. Ecco, poi il multipolarismo, forse non l'ha detto Rossetti, ma l'ha detto ieri sera, siccome abbiamo delle frequentazioni comuni, allora volevo richiamare Rossetti, anche se non l'ha detto, se l'è dimenticato forse, ma anche una prospettiva che sta emergendo, un po' l'ha detto con i BRICS, ecco, una cosa che sta venendo fuori è questo multilateralismo, cioè dei tentativi di organizzazioni regionali con la guida della Cina, per esempio con i BRICS, di riorganizzare il mondo, di fare degli aspetti alternativi. Teniamo presente che per esempio i BRICS, e qui ovviamente non voglio spaventare il professore di diritto internazionale che si spaventerebbe dando importanza. Insegno relazioni internazionali, quindi non però come settore scienza politica. La scienza della politica, benissimo. No, però insomma non volevo, e comunque non volevo spaventarlo, perché i BRICS sostanzialmente sarebbero un acronimo che deriva da un giornalista che a un certo punto ha iniziato a chiamare questi qua BRICS, e che poi si sono organizzati, sì, hanno creato una banca, ma non sono un'organizzazione sovranazionale come per esempio, non hanno una stabilità come l'Unione Europea per esempio, non hanno un tentativo di organizzare il mondo come
ha fatto per un po', hanno fatto un po' le Nazioni Unite, ecco, insomma, cioè sono una qualcosa ancora in divenire, ecco, in divenire, quindi non sono, anche qui vanno un po' attenuate queste ipotesi di, però certo quello di organizzare una banca, ecco, sono e allora veniamo alle prospettive, diciamo, dell'Unione Europea, qualcosa sull'Unione Europea, poi termino, anche per rispettare i tempi. Prospettive dell'Unione Europea, praticamente una proposta che un po', cioè sono proposte già passate, ma qualcosa emerge anche da Draghi, per esempio, cioè quello di Unione Europea più velocità. Allora qui ci sono un nucleo ristretto che c'è già, per esempio quello dell'Eurozona, per esempio, che non è di tutti, oppure ambiti relativi alla difesa oppure alla fiscalità, quindi un nucleo duro, cioè di soggetti che vogliono andare avanti sulla difesa, sulla fiscalità e fare delle più cose in comune, e questa è un po' una delle prospettive di Draghi. Poi c'è ovviamente la prospettiva 27 paesi, poi c'è l'allargamento dell'Ucraina, su questo con anche la fissazione già di date, ma teniamo presente che è una prospettiva piuttosto lontana che destabilizzerebbe molto, per esempio, la PAC, cioè provate a immaginarvi la politica agricola comune con l'entrata dell'Ucraina, vuol dire che tutta la PAC va all'Ucraina e servono fondi europei comuni, nuovi, perché non è possibile, se no non parliamo dei Balcani, perché anche qui, per quanto necessario l'allargamento ai Balcani per non farseli prendere dalla Turchia o dalla Russia, che hanno già messo l'occhio, e anche dalla Cina, ecco. E poi addirittura un avanzamento a maggiore, a 47 membri, con eccetera eccetera, quindi più velocità. Ecco, e infine chiudo dando qualche aspetto, qualche punto così con riferimento a quello che ha scritto Enrico Letta, perché almeno c'è già scritto, 17 aprile 2024, molto più che un mercato, mes che un club, direbbero i miei amici catalani, cioè un qualcosa in più. In effetti lui affronta diversi temi, tra i quali anche dei temi sociali, quindi cerca di sfuggire a quello che è solo il fatto di vedere come il mercato unico solo un aspetto economico. Dice: attenzione, guardate che il mercato unico è un progetto politico, non è una roba solo economica di mettere insieme le economie e basta, no? È un vero e proprio progetto politico, in questo dando, come dire, ragione alla importanza delle decisioni politiche, quindi anche alla possibilità che abbiamo con queste elezioni europee e soprattutto con la nuova legislatura che si formerà e con il nuovo presidente della commissione, che potrà essere uno Spitzenkandidat, come si dice, lo dico male perché non so bene il tedesco, ma potrebbe essere anche qualcun altro incredibilmente fuori dal cilindro. Su questo non è d'accordo Rossetti, perché lui è stato parlamentare europeo e sa più di me come funzionano le cose un pochino dopo le elezioni europee, e potrebbe essere anche un uomo senza partito, magari italiano, ovviamente avete capito a chi mi riferisco. Ecco i fattori chiave che individua Letta sono il Green Deal. Attenzione che il Green Deal non è un obiettivo ambientale, è un obiettivo che è nato 2017-2019, quando mi correggerà il docente di scienza della politica, quando si è prospettato questo per un rilancio della competitività dell'Unione Europea, che ormai stava perdendo colpi, per esempio in un settore che è quello delle nuove tecnologie e delle telecomunicazioni, dove
in questo settore si è introdotto un regime di concorrenza per qualsiasi operatore anche extracomunitario a livello pari, che ha portato al fatto che poi a un certo punto si è dovuto a livello europeo prima e poi a livello di Stati membri tirare fuori il concetto di gold power, cioè capire che in alcuni settori come quello delle nuove tecnologie bisogna che ci sia un controllo, per esempio del nucleo duro più importante del 5G e del 6G, la tecnologia non sia ceduta completamente a tecnologia cinese, perché questo non ci renderebbe sicuri dal punto di vista anche della sicurezza, della cyber security, ma anche della sicurezza in generale, perché potrebbero avere il controllo di tutte le nostre telecomunicazioni, per esempio, dando a Huawei la tecnologia principale del 5G, per esempio. E anche se sotto questo versante le pipeline ci insegnano che è un rapporto bionivoco, cioè è vero che chi ti dà il gas ti può chiudere il gas, ma è anche vero che dipende da te per il gas, per gli affari, e quindi è un rapporto bionivoco quello. Comunque anche qui sempre attenuate un po' queste posizioni, però il Green Deal è un aspetto politico, però un aspetto politico che ha bisogno di nuove risorse di debito comune, e qui si va verso nuove risorse di debito comune. Significano che ci vogliono decisioni comuni a un livello o di nucleo duro aumentato o a un livello un po' di tipo federale, cioè bisogna andare verso una direzione di quel tipo lì. Perché? Perché se no cosa abbiamo di fronte? Abbiamo detto che il Green Deal è già una questione sulla competitività della nostra economia europea. Abbiamo l'IRA, che è un altro argomento che interessa molto a Rossetti, e cioè l'Inflation Reduction Act, cioè la potenza degli stati federali, come uno stato federale come gli Stati Uniti, che hanno messo migliaia di miliardi, una cifra pazzesca di soldi per il rilancio economico, e noi siamo fermi al divieto di aiuti di Stato, a queste cose qui che sono problematiche. Poi c'è il tema dell'allargamento come approfondimento del mercato interno e della difesa. E qui chiudo sulla difesa, perché ho abusato del mio tempo. Sulla difesa però c'è anche una speranza, perché se riuscissimo a utilizzare i fondi che gli Stati membri dell'Unione Europea spendono male per la difesa, avremmo anche una serie di risorse che potrebbero essere di aiuto sia per alcune cose che ho detto, per esempio per la spinta per il Green Deal, sia anche però per un nuovo welfare o per un sostegno al welfare con la situazione che si sta creando in queste economie capitaliste che creano sempre più ricchi cioè non sempre più ricchi, sempre più ricchi, pochi, ma sempre più ricchi, e tutto il resto poveri. E anche qui su questo richiamo un ultraliberale, un amico posso darvi dell'ultraliberale, Vittorio Emanuele Parsi, che ricordatevi, adesso ovviamente siamo in un periodo di guerra un pochino più macista su questo versante, ma gli ultimi due libri, quelli sul Titanic, che ha fatto, dandogli due titoli, Titanic 1 e Titanic 2, ha messo in evidenza come il Titanic, rappresentato dall'Occidente, dall'Unione Europea, dalle economie liberali in sostanza, debbono mutare rotta per evitare il naufragio, perché attenzione, in queste economie sta succedendo che anche se si lavora, anche quelli che lavorano stanno diventando sempre più poveri, al punto che arriviamo a come quando eravamo nel nascente capitalismo descritto da Dickens, e quindi che si lavorasse o non si lavorasse, praticamente si era sempre dei poveracci
descritti da Dickens nei suoi romanzi, nella Londra dello sviluppo industriale, con Fagits, con questi personaggi qui, queste situazioni drammatiche, quindi ecco. E quindi qualcosa, ho l'impressione che anche su questo versante, non solo degli aspetti democratici che ha messo in evidenza Rossetti, ma anche da qualche altro punto di vista economico dobbiamo cambiare. Chiedo scusa. E non condivido quello schermo, come si fa, non condivido proprio.